La tradizionale festa degli archi di pane a San Biagio Platani, in programma a Pasqua, non dovrebbe risentire della bufera che ha investito il comune. Dovrebbero essere i cittadini sanbiagesi, infatti, a farsi carico della manifestazione. Ma la notizia del giorno, naturalmente, sono le dimissioni dei consiglieri comunali e quelle degli assessori nominati a suo tempo dall'ex sindaco Santino Sabella, arrestato nelle scorse settimane nell'ambito dell'operazione antimafia denominata Montagna. La decisione di dimettersi i consiglieri di San Biagio l'hanno presa, si può dire, nelle ultime ore, dopo che avevano manifestato nei giorni scorsi l'intenzione di rimanere in carica per portare a termine alcuni lavori d'aula. A San Biagio Platani le dimissioni dell'intero Consiglio Comunale e della squadra di assessori non sono arrivate certo a sorpresa, considerato che sono praticamente seguite ad un Consiglio Comunale piuttosto movimentato, tenuto subito dopo l'arresto del primo cittadino. Intanto la bufera che si è abbattuta sul municipio del piccolo centro dell'Agrigentino è motivo di discussione tra la gente del luogo. Adesso bisognerà attendere la nomina di un commissario che dovrà amministrare il paese per i prossimi mesi. Ricordiamo che lo scorso 2 febbraio gli abitanti di San Biagio Platani avevano partecipato ad una marcia antimafia organizzata dalla Chiesa con un corteo che ha attraversato le vie del paese con in testa diversi giovani.